Si sono accorti che praticamente l'isolante che sta all'interno della muratura, che è un isolante di legno pressato, posato 25 anni fa quando è stata costruita la palestra, aveva preso fuoco, un fuoco senza fiamma libera, una combustione lenta che aveva coinvolto metà della facciata est e una parte della facciata nord. Sono già ingentissimi, centinaia di migliaia di euro, i danni riportati dalla palestra comunale di Campocroce a Mogliano Veneto, dove da 2 giorni si registra il via vai degli operatori. L'allarme è stato lanciato dalla squadra locale di volley a ridosso della partita. Immediato l'arrivo dei vigili del fuoco per una prima messa in sicurezza. Nella notte però la combustione è ripresa in maniera subdola, da qui una seconda mobilitazione. È un intervento difficile per i vigili del fuoco che ringrazio. Ieri c'erano 2 squadre qui a Campocroce, oggi una squadra e purtroppo è un incendio difficile da spegnere perché siamo proprio all'interno della muratura. Hanno dovuto creare dei fori sui muri e buttare dentro acqua e schiuma. Fortunatamente la copertura in legno della palestra non è stata intaccata e fortunatamente ieri c'era una partita perché se si arrivava a lunedì, a domani, poteva essere troppo tardi. Ecco, perché non c'è la fiamma, non si vedono fiamme. Non si vedono fiamme, solo un po' di fumo e questo odore acre, insomma, di legno compattato che brucia lentamente. Il tutto si sarebbe innescato da alcune scintille nel corso dei lavori di manutenzione della copertura, ma al momento non è facile stabilire con esattezza le responsabilità. Di certo il quadro è in evoluzione, la palestra ora è chiusa per le squadre che qui si allenano, saranno trovate soluzioni temporanee. Abbiamo anche attivato la protezione civile che farà della guardiania a partire da oggi pomeriggio, quando l'intervento dei vigili del fuoco sarà finito, per capire, per vedere, controllare che non ci siano altri focolai, insomma, che continuano a fare questa combustione lenta.